Turismo sociale e inclusivo. Il bando parte da un decreto del Ministero per le Disabilità, passa attraverso la Regione che divide i finanziamenti assegnati per arrivare alle ASL venete che li destinano. Inclusione che in montagna è strutturalmente più difficile che altrove. Il mio comune non è organizzato, nel senso che noi cerchiamo in qualche modo di favorire tante opportunità per far sentire il meno possibile le barriere di entrata di persone disabili e grazie alla collaborazione di qualche albergatore illuminato abbiamo avuto la possibilità anche di attuare, di concretizzare questo progetto. Alleghe si è già attivato ancora lo scorso anno con una promozione per l'estate, con dei mezzi da utilizzare per i portatori di handicap per poter percorrere dei sentieri, naturalmente sentieri adeguati, con delle carrozzine. Nell'inverno, sempre dello scorso anno, abbiamo presentato 3 rifugi attrezzati per poter ospitare i disabili con un progetto che è stato portato avanti da Deborah Compagnoni e sono stati donati a questi 3 rifugi 3 carrozzine in maniera tale di permettere agli sciatori con disabilità, quelli che hanno il monosci, di poter poi entrare all'interno dei rifugi e poter vivere la vita del rifugio come tutti gli altri. La ASL 1 Belluno Dolomiti ha scelto come territorio di sperimentazione Cortina d'Ampezzo, sia per quanto riguarda l'accoglienza al turista che per quanto riguarda l'inserimento lavorativo dei diversamente abili. Questo è il primo approccio per le Paralimpiadi, cioè nel senso di avvicinarsi a un sistema che ha bisogno soprattutto di un cambio culturale e soprattutto di rendere disponibile Cortina anche chi purtroppo ha dei problemi di mobilità e quindi Cortina deve essere soprattutto puntuale e aperta a 360 gradi per questo problema qui.